Ad Arquapolesine, macroarea che confina con l'altra macroarea di Villa Marzana, con Vincenzo Martarello, consigliere comunale di minoranza, ma non solo, anche presidente di un comitato civico. Perché siamo qua, Vincenzo? Ma perché qui è proprio una discarica a cielo aperto. Doveva essere la fortuna di Arquà, invece è diventato, scusatemi, il gabinetto di Arquà. È una cosa vergognosa. Ecco, noi siamo davanti a quella famosa area che Ikea aveva destinato per fare un mega magazzino, lo stiamo vedendo con le nostre immagini, però ci dicevi che la società che doveva gestire tutto questo è fallita. Sì, ancora ai suoi tempi, quando è stata fatta la società, che hanno deciso di fare questa macroarea, accomodando i due comuni Villa Marzana ed Arquà, quindi fare una macroarea unica sui due comuni, e poi dopo è fallita. Però quello che più fa è che Villa Marzana ha quasi portato a termine la propria macroarea. Arquà è come è rimasta 10 anni fa, tutto abbandonato. Ecco, ma questo è dipeso anche dal fatto che è fallita l'azienda che deve gestire il tutto, o ci sono secondo te responsabilità anche delle amministrazioni che si sono succedute? Guarda, me lo dica lei, Villa Marzana ha quasi portato a termine, Arquà non ha portato a termine niente, la macroarea è unica, è una solo. Ikea aveva finanziato, aveva dato dei bei soldini per portarla a termine, e questo è il risultato. Adesso è colpa di chi, è colpa di cosa? I fatti lo stanno dicendo: Arquà zero, Villa Marzana è già arrivata quasi alla fine. No, è un peccato perché Arquà è in una zona strategica, siamo vicini alla ferrovia, vicini all'uscita dell'autostrada. Con questa zona qua il paese poteva essersi triplicato. È un peccato perché qui anche Amazon, che prima di andare a San Bellino aveva pensato di portarsi su in questa zona, poi quando ho visto i casini ha detto no, si sono rifugiati a San Bellino. È un peccato perché solamente a guardare questa macroarea ti viene lacrime agli occhi, perché sarebbe stato una boccata d'ossigeno per tutti i cittadini, per tutto l'indotto, solo che siamo qua.